strada ad una moto, tragedia, Carbonera, il bolide spezzato in due nell'impatto. Centauro 39enne di San Biagio vola per 20 metri, muore in ospedale poco dopo il ricovero. Una questione di attimi, una scena impressionante, le parole di uno dei testimoni della tragedia, la moto distrutta è finita vicino al suo furgone, sotto shock l'operaia ventenne alla guida dell'auto. Tra 15 anni mancheranno 50.000 lavoratori nella Marca, il dato allarmante da una ricerca della CISL, scenario apocalittico, servono immigrati. Donatori di sangue e plasma chiamati al cellulare, nuovi donatori rintracciati con messaggi, Avis corre ai ripari dopo il calo fisiologico di donazioni post-Covid e in vista dell'estate parte con una campagna a tappeto. Toto Giunta a Treviso, il sindaco Conte chiamato a scegliere la rosa nei prossimi giorni. Il ritorno in squadra di De Checchi, escluso dal Consiglio, porterebbe Fratelli d'Italia a chiedere di più. A Mogliano fa discutere la riqualificazione dell'area ex Nigi, Ascom divisa, cittadini favorevoli a nuovi servizi ma no ad un nuovo supermercato. Lutto cittadino e commozione ad Asolo nel giorno dei funerali di Monsignor Lorenzon, parroco della città ed ex rettore del Pio X di Treviso. Le parole del vescovo Tomasi per ricordarlo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con la notizia dell'ennesima tragedia della strada che si è verificata oggi nel Trevigiano a Carbonera. Un'auto si è scontrata con una moto, un centauro di 39 anni ha perso la vita. La moto spezzata in due vicino il casco, i pezzi della due ruote sparsi sulla carreggiata. Il centauro è volato per una ventina di metri finendo sulla pista ciclabile. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Gli operatori del SUEM 118 hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte. Trasportato in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. La vittima è Saimir Ginica, 40 anni, residente a San Biagio di Callalta. L'ennesima tragedia della strada. È accaduto in via Duca d'Aosta, a Mignagola di Carbonera. L'auto, una Fiat Punto guidata da una ventenne dipendente della De Longhi, stava viaggiando in direzione Olmi quando ha svoltato a sinistra per parcheggiare l'auto proprio poco distante la sua azienda. In quel momento dalla direzione opposta è arrivata la moto. L'impatto devastante. Dopo lo schianto, la due ruote, ormai a terra, è scivolata nell'altra corsia appoggiandosi ad un furgone. Io ho solo visto l'incidente davanti a me e ho frenato e la moto che si è lentamente avvicinata al furgone, tutto qua. Ho visto proprio questo incidente, è stata una questione di attimi. Il ragazzo è volato fino in fondo lì? Io non l'ho visto, ho solo visto una volta che era a terra. Sotto shock sia la ventenne che è uscita dall'abitacolo illesa che il giovane alla guida del furgone che si è visto arrivare la moto contro. Sì, è stato un bel botto. Saimir lavorava presso l'azienda Atena Carbonera, la sua passione erano le moto, era partito da San Biagio per andare a lavorare, così come la ventenne, anche lei doveva iniziare il suo turno presso la De Longhi, come ogni giorno stava cercando di parcheggiare, ha svoltato a sinistra proprio quando è arrivata la due ruote, un attimo si è consumata la tragedia, la procura di Treviso aprirà un'inchiesta, la giovane sarà indagata per omicidio stradale, il magistrato di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi. Il motociclista che ha perso la vita quest'oggi è la 21ª vittima della strada in provincia di Treviso dall'inizio dell'anno. Restano gravi le condizioni del 23enne motociclista di ieri lungo la statale Alemagna nella frazione di Nove di Vittorio Veneto. Il giovane rimasto coinvolto in un incidente era stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso dopo lo schianto tra la sua moto ed un'auto che si sarebbe immessa sulla strada senza accorgersi dell'arrivo del bolide. Inutile la frenata del motociclista che stava rientrando da un giro nel Bellunese. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. C'è un testimone oculare per la tragedia del 5 marzo scorso a Gorgo il Monticano. Lo schianto costato la vita alla 19enne Eralda Spailari e alla 17enne Barbara Brotto. Le nuove dichiarazioni inedite sono riportate negli atti dell'inchiesta che vede indagati il 19enne Michele Tatani e il coetaneo Goezim Querosi per omicidio stradale. Il testimone era al volante di un'auto che precedeva la stessa carreggiata di marcia
tra le vetture con alla guida Tattani e Querosi. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di essere stato sorpassato dalla Volkswagen Polo di Querosi e di avere quasi allo stesso tempo sentito il rumore dello schianto. La Polo avrebbe continuato per qualche centinaio di metri prima di fermarsi e tornare indietro. Secondo queste dichiarazioni, quando Querosi avrebbe tentato di sorpassare la vettura del testimone, l'auto di Tattani sarebbe stata in realtà già sulla sinistra ed è a quel punto che sarebbe avvenuto il contatto che presumibilmente l'ha fatto finire fuori strada. La dinamica sarà vagliata dalla ricostruzione cinematica prevista per lunedì prossimo in tribunale. E continuiamo a parlare di sicurezza stradale perché questa mattina i ragazzi delle scuole superiori di Treviso hanno fatto delle lezioni speciali con l'ACI e gli operatori del soccorso. Vediamo. La macchina si capovolge, si tratta di un simulatore, ma quello che può accadere in uno schianto tra due auto. Gli studenti hanno sorriso, ma poi hanno riflettuto sulle conseguenze drammatiche degli incidenti. In questo piazzale a San Liberare l'ACI in prima fila assieme agli operatori del soccorso. I giovani sono curiosi, il bello del giovane è che il giovane è curioso di vedere tutto, di capire tutto, di rendersi conto di quali possono essere i pericoli, pur divertendosi con il simulatore crash test di oggi, però hanno anche la necessità, secondo me, di essere responsabilizzati, cioè io devo capire a quale pericolo posso incorrere se mi comporto in un certo modo, cioè per esempio se non uso banalmente le cinture di sicurezza che vanno utilizzate anche nei posti posteriori e molti giovani non le adottano. Guidare con responsabilità, prestare attenzione perché in macchina, in moto o in bici si può rischiare la vita. La tematica della sicurezza abbraccia tutti, abbraccia anche i ciclisti, i pedoni, i monopattisti, abbraccia tutto, quindi adesso noi qui con questa iniziativa di Insieme per la Sicurezza, quindi il termine insieme, tutti quanti, quelli che hanno bisogno di informazioni, che vivono di mobilità, che hanno bisogno anche di coinvolgersi e capire come funziona questo tipo di iniziativa, hanno varie opportunità da vivere, perché la bellezza di questa iniziativa, lo voglio sempre ripetere, è il coinvolgimento di chi ci viene a trovare. Un'iniziativa che ha visto coinvolti gli operatori del soccorso e le forze dell'ordine. Le domande sono più disparate possibili e immaginabili, la loro curiosità è soprattutto nella fase degli interventi, quando si devono azionare le sirene piuttosto che i lampeggianti e i segnali luminosi. Abbiamo voluto puntualizzare con i ragazzi appunto l'aspetto della sicurezza, che per noi è fondamentale anche nei nostri confronti, ma soprattutto garantire la sicurezza nell'ambiente in cui interveniamo, e abbiamo fatto vedere una serie di attrezzature che vengono utilizzate appunto per stabilizzare l'auto e poi come interveniamo per aprirla e prestare soccorso alla persona che è rimasta incastrata. E poi immancabile la trazione vera. Vai! Dove? Facciamo interventi quotidiani dove lui ritrova sia addosso alle persone che negli ambienti molte sostanze di qualsiasi genere. Metti la cintura. Lavoro tra 15 anni in provincia di Treviso mancheranno 50.000 lavoratori. Il dato allarmante emerge da una ricerca della CISL. Noi pensiamo che se non si farà nulla nei prossimi 15 anni assisteremo a una situazione apocalittica per il semplice motivo che mancherà forza lavoro, ma la forza lavoro disponibile invecchierà. Parla di scenario apocalittico Massimiliano Paglini alla presentazione della ricerca sul ricambio generazionale nel mercato del lavoro nella provincia di Treviso, ed i dati parlano chiaro: tra 15 anni nella Marca mancheranno 50.000 lavoratori, e se già oggi sia nel privato che nel pubblico si sconta una crescente carenza di figure professionali di tutti i tipi, dagli operai specializzati agli autisti ai camerieri fino ai medici e agli infermieri, lo scenario che si prospetta è allarmante. Per arrivare a questi numeri la ricerca ha incrociato dati demografici ed occupazionali, calcolando chi tra 15 anni ne avrà 18 e quindi potenzialmente entrerà nel mercato del lavoro e chi invece tra 15 anni ne uscirà avendo oggi tra i 52 e i 67 anni. Facendo questa sottrazione veniamo quindi ai 76.000 potenziali persone mancanti in tutta la provincia di Treviso. Abbiamo poi applicato il tasso di occupazione che nella provincia è del 66,1% e abbiamo così il dato finale di
circa 50.000 lavoratori e lavoratrici potenzialmente mancanti in tutto il territorio. Il calo della natalità produrrà effetti sempre più evidenti e drammatici, con una crescita esponenziale della popolazione anziana. Gli over 65 tra 20 anni saranno il 34% della popolazione totale ed un drastico calo dei giovani, che saranno solo l'11%. Necessari, secondo la CISL, interventi rapidi. Innanzitutto con un intervento strutturale, quindi rafforzando le politiche al sostegno alla famiglia, alla natalità, alla parità di accesso al lavoro, con lavoro stabile a tempo indeterminato per le persone, donne e uomini, che decidono di investire nella carriera professionale, ma parallelamente si deve fare un intervento rapido, urgente, sull'arrivo di lavoratori dall'estero, per il semplice motivo che se anche funzionassero le misure sulla natalità e il sostegno alla famiglia ci vorranno 20 anni perché questo funzioni. Bisogna superare la logica della propaganda e gestire i flussi migratori con intelligenza. E continuiamo a parlare di occupazione, perché cambia lo scenario regionale secondo Veneto Lavoro e i lavoratori preferiscono qualità della vita prima ancora che stipendio adeguato. Il welfare aziendale in Veneto fa segnalare un'inversione di tendenza rispetto al passato. Il trend dell'era post-Covid è quello di prediligere il benessere lavorativo al salario. Dunque, per la maggior parte dei lavoratori è più importante avere tempo libero e condizioni di lavoro flessibili piuttosto che il classico aumento di stipendio. Ormai i lavoratori quello che chiedono non è più salario, ma è tempo libero, è la qualità della vita, è la sensazione che vada più distante rispetto a un tempo lungo della vita. Oggi non si parla più quindi di salario, ma di welfario, è una nuova terminologia che identifica un modo nuovo di far lavoro. Proprio nel nostro territorio si è svolta una vera e propria maratona di eventi organizzata da Veneto Welfare e promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto per riflettere sulle tematiche del welfare. Credo diventi sempre più importante proprio per le difficoltà create dall'era Covid. Il tessuto produttivo è cambiato, le relazioni sociali sono cambiate, le esigenze probabilmente familiari e anche educative, nel caso nostro specifico di questo contesto, sono profondamente cambiate, per cui un dialogo aperto e un confronto attivo diventa assolutamente fondamentale. La cosa più interessante che abbiamo comunicato in questi giorni è che in pochi anni siamo passati dal 33% al 42% di adesione alla previdenza complementare pensionistica. Un aspetto importante che conferma come i lavoratori in Veneto abbiano deciso di utilizzare il sistema della pensione complementare di natura contrattuale per poter sostenere l'impegno futuro di uscita dal mondo del lavoro. Mancano sangue e plasma. Avis ha iniziato una campagna forte per intercettare i donatori. Donatori di sangue e plasma chiamati al cellulare, nuovi donatori rintracciati attraverso messaggi come questo. L'Avis corre ai ripari dopo il calo fisiologico di donazioni post-Covid e in vista dell'estate con una campagna a tappeto, perché non è permesso restare senza sangue. Ci sono dei donatori che per motivi di salute, per motivi di raggiungimento di età per cui non possono donare, che magari vengono meno. Di conseguenza abbiamo bisogno di ampliare le nostre fila di donatori. Chi non lo è ancora donatore si ricordi che chi sta male ha bisogno di noi. 4 donazioni all'anno, questo è il limite oltre il quale non è possibile andare. Un trend che però è andato via via scemando negli ultimi anni. Ora chi dona lo fa una, massimo 2 volte l'anno. Anche per questo le sacche che arrivano al centro trasfusioni sono di meno. Non c'è più lo storico donatore che donava 4 volte all'anno i globuli rossi, il sangue intero. Di conseguenza dobbiamo ampliare le file anche per questo motivo. La società è cambiata e anche nella donazione sta cambiando qualche cosa. La ricerca oggi si allarga ai giovani, nuovi donatori che consentano di sopperire alla richiesta delle sale operatorie. Salvavita come gli emoderivati, farmaci prodotti dal plasma sono fondamentali per persone affette da patologie sempre meno rare. Plasma che il nostro paese importava anche dagli Stati Uniti, oggi non più autosufficienti. Di conseguenza dobbiamo essere noi autosufficienti, fare in modo che il plasma non venga a mancare. Ci sono delle malattie particolari che non menziono perché ce n'è più di una, che hanno necessità giornalmente di avere i plasma derivati, altrimenti non hanno una qualità di vita accettabile per un essere umano. Di conseguenza dobbiamo assolutamente donare il plasma.
Ancora cronaca, convinceva i clienti, soprattutto anziani, con il miraggio di far guadagnare di più trasferendo gli interessi già maturati soprattutto da investimenti di tipo obbligazionario in altri prodotti finanziari, ma in realtà li trasferiva sul proprio conto corrente. Al via oggi in tribunale il processo ad una 44enne ex operatrice dell'ufficio postale di Mogliano accusata di avere truffato con questo sistema almeno 19 persone, alleggerendoli di decine di migliaia di euro. I fatti risalgono al periodo che va tra il novembre del 2019 e l'ottobre del 2020, quando la donna prestava lavoro come consulente finanziaria. Ed ora la pagina politica. Toto Giunta a Treviso, tra voci e riconferme e nuovi nomi. Sentiamo. Treviso dopo il voto, entro 10 giorni la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale con il giuramento del sindaco Mario Conte. Consiglio che sarà composto, dopo l'ultimo riconteggio del seggio mancante, da 22 consiglieri del centrodestra, 11 della lista Conte, 6 della Lega, 4 di Fratelli d'Italia e 1 della lista con te, Forza Italia, Coraggio Italia. 10 saranno i consiglieri di minoranza, 5 del PD, 3 di Treviso Civica, 1 della lista Denardi e 1 del Terzo Polo. Intanto impazza il Toto Giunta, con le conseguenze che la scelta degli assessori porterà anche tra i consiglieri che entreranno a Palazzo dei 300, andando ad occupare le caselle liberate dai componenti della Giunta. Sicuramente, e questo Conte l'ha più volte ribadito, ci saranno diverse conferme. Certamente il recordman Alessandro Manera, vice sindaco in pectore, probabili anche le riconferme di Cristian Schiavon e Sandro Zampese. Il borsino delle nomine vede il probabile rientro di Andrea De Checchi, Forza Italia, scelta che alzerebbe l'asticella delle richieste di Fratelli d'Italia. Sono decisioni del sindaco e delle segreterie provinciali e regionali, quindi certamente la nomina di l'eventuale nomina di Andrea De Checchi del partito di Forza Italia, che ha meno della metà dei consensi di Fratelli d'Italia, lascerebbe nella ragionevolezza delle considerazioni l'ipotesi di 2 assessorati, ma ripeto, è una interpretazione data da criteri di ragionevolezza e non da informazione o da accordi politici. La questione finisce per interessare le cosiddette quote rosa. Le donne in giunta dovrebbero essere almeno 3, ma il sindaco sembrerebbe intenzionato a mantenerne 4 come nella giunta precedente. Rientrerebbe quindi Gloria Tessarolo. Altri 2 posti potrebbero essere per la meloniana Gloria Sernagiotto e per Beatrice Ciruzzi, ex PDL, ora nella lista Conte. Per il quarto nome, ammesso che ci sia, la partita è ancora tutta aperta e Conte, forte della schiacciante maggioranza, anche senza gli alleati, ha comunque le mani libere. Carlotta Bazza e Claudia Tronchin nel nuovo Consiglio Comunale di Treviso, opposizione e maggioranza, 2 new entry che hanno portato a casa un numero di preferenze di tutto rispetto. Sentiamo. Non è facile essere donna in politica, cioè noi per essere in politica prima c'è la famiglia, il lavoro, cioè facciamo la fatica 3 volte rispetto a un uomo, quindi io sono contenta del mio spazio. La donna è molto ricettiva e il saper ascoltare, l'ho visto anche con Marco Zabai durante la campagna elettorale, siamo molto complementari. 614 preferenze per Carlotta Bazza, 139 per Claudia Tronchin. A breve siederanno l'una davanti all'altra in Consiglio Comunale, Bazza nei banchi all'opposizione, Tronchin con la maggioranza. Per l'una e l'altra soddisfazione per una campagna elettorale molto partecipata e in costante ascolto. Ho aperto la mia casa, dice Bazza. Tronchin risponde: è stata dura, ma eravamo quotidianamente nei gazebo. Ecco cosa non hanno gradito delle rispettive campagne di coalizione. Io dico solo che hanno attaccato senza proporre. Troppi attacchi. Sì, poteva essere un po' più soft. Cosa non è piaciuto della loro? In realtà li ho visti abbastanza frammentati. Centrodestra sempre unito per Tronchin. Hanno sbagliato negli altri comuni a far prevalere i personalismi. Propongo un consiglio a tutti: meglio essere uniti che da soli, cioè qua la squadra vince e anche se ci sono dei malumori, dei problemi tra una parte o l'altra, bisogna veramente mettersi una mano sul cuore sui cittadini e sul volere appunto di una buona amministrazione, perché quasi tutte le amministrazioni che abbiamo in essere noi di destra, della Lega,
facciamo una buona amministrazione. Per Bazza pronto il dialogo con il Movimento 5 Stelle. Ora serve, dice, un'ampia coalizione di centrosinistra. Il Partito Democratico, ripeto, l'effetto Schlein dovrà ancora vedere, per cui aspettiamo. Noi siamo aperti e disponibili a lavorare con tutti in realtà. Non abbiamo dialogato tantissimo in sede di campagna elettorale e ora probabilmente dialogheremo anche con loro. Quindi pronti ad un ascolto? Assolutamente, sempre. Continuiamo con la politica, andiamo a Istrana, centrodestra diviso, sentiamo la sindaca Maria Grazia Gasparini. Non ci sono stati in questo momento ulteriori contatti, così come non ci sono stati proprio con l'altra candidata del centro-sinistra, quindi vedremo insomma come andranno le cose. Non c'è stato questo momento di fair play. Va male anche ad Istrana il tentativo della Lega di correre da sola, come a Nervesa della Battaglia, dove il centrodestra non si è presentato unito, Fratelli d'Italia e a traino Forza Italia, che invece uniti restano, vincono. E così Istrana conferma per altri 5 anni Maria Grazia Gasparini, candidato civico, che i due partiti di destra hanno sostenuto, pronta a restituire, anche in termini di incarichi, il supporto avuto. All'interno della giunta saranno rappresentate anche appunto persone che comunque fanno riferimento a questa identità, però ecco, entreranno come persone che daranno un supporto nei loro assessorati di competenza e con tutto il gruppo e tutta la squadra. Interpreta così lo strappo della Lega. La Lega, che prima era appunto all'interno del percorso dei 5 anni fatti, ha deciso di prendere la sua strada, magari appunto per riprendere una propria identità anche di partito che fosse più chiara ed evidente, perché all'interno invece partivamo appunto da un'alleanza che aveva anche 2 liste civiche. Pronta a dare seguito ai primi 5 anni di mandato, da domani le prime idee sul Totogiunta saranno messe a terra, certa è la conferma del vice sindaco. Voglio subito dire che con me comunque c'era anche il vice sindaco uscente e quindi lui tornerà comunque a coprire questo ruolo importante anche proprio per ancora una volta dare continuità anche sui progetti da lui seguiti. Il progetto del nuovo centro socioculturale, la scuola media in fase di completamento e la riqualificazione di un altro plesso grazie ai fondi del PNRR, la sostituzione dell'illuminazione di tutto il territorio e il primo studio di fattibilità per una comunità energetica. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Restate con noi. E siamo di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Andiamo a Mogliano ora, dove fa discutere la riqualificazione dell'area ex Nigi. L'Ascom è divisa, mentre i cittadini sono favorevoli a nuovi servizi, ma dicono no ad un nuovo supermercato in città. Che ne occorre un altro supermercato, che siamo a posto con i supermercati. Chi fa sa robe che serve utili, chi ha sapere dei supermercati. Protezione civile, se hanno bisogno dello spazio è giusto che siano, ma che venga fuori altri supermercati a Mogliano per piacere no. Fare un supermercato grande significa costringere i piccoli a chiudere. Se tutto ciò può portare anche gente che arriva a Mogliano Veneto da fuori, per tutto può andare bene, per le piccole attività. Il supermercato credo che ne abbiamo già a sufficienza. Protezione civile credo vada bene. Penso che dei supermercati ce ne sono anche troppi e che non ne servono altri. C'è senz'altro un altro supermercato che a Mogliano non serviva. Poi se c'è l'ufficio nuovo per la polizia municipale, ben venga. Non la pensa così Massimo Cestaro, presidente Ascom di Mogliano Veneto. L'area dismessa a pochi passi dalla città non poteva rimanere in stato di degrado. Non sorgerà un centro commerciale, sottolinea, ma un supermercato. Nessuna perdita dunque per i negozianti del centro cittadino. Non andrà assolutamente, secondo il mio punto di vista ed esperienza, ad intoccare le attività commerciali del centro. Anzi, sono 4.000 metri alla fine degli 11.000 e saranno solo ed esclusivamente il settore alimentare e tutto il resto è servizi.
L'Unione Commerciale Confcommercio di Treviso, fa sapere la Presidente, monitora costantemente i progetti commerciali e logistici che sorgono sul territorio, ponendo attenzione al loro posizionamento e adeguatezza rispetto alla vocazione di ogni territorio. Non sempre, dunque, le grandi attività portano maggiore sviluppo. Il mandamento di Confcommercio dell'Ascom di Treviso ha commissionato un'indagine urbanistica che è stata realizzata e presentata in questi giorni proprio per attenzionare questo progetto. Non è sempre necessariamente vero che aperture di nuove attività come grandi superfici portino un maggiore sviluppo. Ecco, non sempre, non dappertutto questo accade, quindi è corretto anche monitorare il fenomeno e fare le debite considerazioni. Lutto cittadino e serrande abbassate oggi ad Asolo per i funerali di Monsignor Giacomo Lorenzon. Bacia la bara al vescovo Michele Tommasi dopo aver celebrato le esequie per l'ultimo saluto a Monsignor Giacomo Lorenzon, spentosi martedì pomeriggio all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. I funerali si sono celebrati al Duomo di Asolo, dove dal 2007 lo stesso sacerdote era parroco. Dichiarato il lutto cittadino. Serrande abbassate e bandiera a mezz'asta in segno di rispetto e ricordo. Per anni aveva insegnato all'Istituto Pio X di Treviso, di cui era stato anche rettore. Molti i ricordi arrivati dai suoi vecchi studenti. Dalle tante testimonianze che mi sono giunte mi è stato dato di cogliere quanto egli sia stato importante come punto di riferimento solido, sobrio e affidabile per tanti. Un accompagnatore pieno di partecipazione discreta nello studio, negli anni della formazione di tantissimi, un appassionato comunicatore della verità, in dialogo tanto con i grandi del pensiero quanto con ciascuno studente e studentessa. Amato da tutti, Monsignor Giacomo Lorenzon era diventato punto di riferimento per l'intera comunità asolana e non solo. Vicino a tutti, Don Giacomo, senza distinzioni o esclusioni, uomo di ascolto, saggio, presente in comunità, guida salda. Ed ora le previsioni del tempo del venerdì per il prossimo weekend curate dal generale Giancarlo Iannicelli. L'ondata di maltempo legata a una depressione ha colpito tutte le nostre zone fino a poche ore fa, però in modo tra virgolette benefico, perché le piogge sono state abbondanti ma graduali, quindi hanno nutrito, come dire, il terreno e hanno in parte riequilibrato la lunga siccità che ci ha accompagnato nei mesi scorsi. La depressione che è stata causa di questo maltempo è tragico per certe regioni, ecco, è qui che adesso si sta spostando, si sposterà sul Mediterraneo e poi andrà verso l'Africa. Ecco, fortunatamente a occidente di questa depressione abbiamo l'alta pressione che si sta portando su di noi, è graduale lo spostamento verso est, quindi verso di noi, ci sono ancora piccole infiltrazioni di aria instabile che saranno evidenti anche come nuvolosità sulle nostre zone per sabato pomeriggio e sabato sera, ecco, qualche precipitazione localmente anche abbastanza diffusa. Domenica mattina ancora qualche fenomeno residuo, ma gradualmente ampi rasserenamenti che ci accompagneranno per gran parte della prossima settimana. I venti saranno deboli di direzione provenienti da est, le temperature, spendiamo un attimo sulle temperature, ormai siamo quasi in estate dal punto di vista meteorologico, quindi minime 16, 17, 18 gradi, ma le massime, grazie ai rasserenamenti, cresceranno in modo repentino, quindi 25-26 gradi, la prossima settimana addirittura 28 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Sono state pubblicate dal Tribunale di Belluno le motivazioni di una sentenza che ha rappresentato un lieto fine per 3 amministratori pubblici, tra cui l'ex sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, coinvolti in una complessa vicenda giudiziaria relativa alla distribuzione di gas. Pubblicate le motivazioni dell'assoluzione con la quale Paolo Perenzin, Bruno Zanolla e Giovanni Piccoli sono usciti dalla vicenda Atem, che li aveva visti accusati di aver turbato la gara per la distribuzione del gas.
La difesa degli imputati sottolinea come il giudice, nelle 106 pagine della motivazione, abbia esaminato ogni singolo aspetto dell'articolata vicenda ed abbia non solo affermato che le condotte in oggetto siano risultate prive di qualsivoglia rilevanza penale e quindi del tutto lecite, ma addirittura qualificandole come legittime, opportune e per taluni aspetti forse anche doverose. Tale affermazione corrisponde a quanto è sempre stato dichiarato dagli imputati, che hanno fin dall'inizio sostenuto di aver agito nell'adempimento di doveri dettati dalla loro posizione e quindi a tutela della comunità. Finisce quindi qui la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin e con lui Bruno Zanolla e Giovanni Piccoli, i quali dalle 106 pagine della sentenza hanno ottenuto una piena riabilitazione. Arriva dall'UNESCO un riconoscimento per il Vajont. Nei 60 anni dalla tragedia del Vajont arriva un altro significativo riconoscimento. L'Italia ha infatti da oggi 2 nuove importanti iscrizioni nel registro internazionale del programma UNESCO Memory of the World, e una è per l'archivio processuale del disastro della diga del Vajont. È un riconoscimento importante dell'UNESCO, di un programma dell'UNESCO che si chiama Memorie del Mondo. Inserisce dentro un registro, un elenco, documenti, archivi e patrimoni documentali che l'UNESCO riconosce essere testimonianza di una memoria eccezionale e del mondo. Questo riconoscimento comunque non rappresenta un punto di arrivo sotto l'aspetto formale, ma rappresenta un punto di partenza per quello che riguarda le attività della Fondazione. Giunge in un anno particolare, che è quello delle celebrazioni del 60° e quindi ci dà anche maggiore forza e visibilità, ma ci permette anche nell'ambito della Fondazione di ragionare su dei progetti a livello internazionale per quanto riguarda il portare avanti gli aspetti statutari della Fondazione, che sono quelli relativi alla memoria e quelli relativi allo studio, all'aspetto e valorizzazione del territorio montano. I documenti dell'archivio processuale del disastro della diga del Vajont ricostruiscono il processo istruito successivamente alla tragedia del 9 ottobre 1963 e nel febbraio del 2008 le Nazioni Unite hanno descritto la tragedia del Vajont come il primo di 10 eventi disastrosi causati dalla scarsa comprensione delle scienze della Terra e dal fallimento di ingegneri e geologi. Penso che sia un'altra delle pietre miliari che lasciamo, diciamo così, e che restano come una grande responsabilità in più per tutte le comunità del Vajont e soprattutto per le istituzioni che avranno un po' il dovere di perorare la memoria anche attraverso questo importantissimo riconoscimento. È importante il riconoscimento dell'UNICEF, questa volta è stato assegnato all'ospedale di Feltre. I meriti riguardano la particolare attenzione riservata nei confronti dei bambini. UNICEF per ospedali a misura di bambino, soprattutto di quelli più piccoli, e oggi tale è stato riconosciuto essere quello di Feltre. La circostanza è veramente bella, importante, quindi sono orgoglioso di essere qui a Feltre, in questa bellissima unità locale sociosanitaria che è la Dolomiti, a ricevere questa consegna della targa UNICEF per l'ospedale amico del bambino. Il neocommissario dell'USL 1 Belluno Dolomiti era oggi alla sua prima uscita ufficiale nel ruolo, e lo ha fatto avendo la fortuna di vivere una giornata estremamente positiva per la sanità bellunese. Si parla di accreditamento dell'ospedale, deve superare il percorso relativo a questo progetto insieme per l'allattamento. È la terza riconferma, vuol dire che l'ospedale continua a lavorare con serietà. Perché dico questo? Perché parte una task force da Roma, oggi rappresentata dalla dottoressa Chaplin, per valutare appunto se il percorso ha ottemperato a quelli che sono i parametri previsti. Bambini da accogliere per essere cambiati o essere allattati, bambini che nelle strutture ospedaliere trovano così quasi una seconda casa. Ma è un percorso che inizia e che certo non finisce qui. Il passaggio successivo, lo dicevo prima, è arrivare al riconoscimento UNICEF di comunità amica del bambino, ma mi sembra che qui a Feltre si stia già facendo molto in questo senso.
Decoro della città di Belluno al centro dell'attenzione della lista civica Belluno al centro, i cui rappresentanti hanno provveduto in prima persona con guanti, mascherine e solventi forniti dall'area manutenzione del comune alla rimozione delle scritte spray che da anni deturpavano le balaustre in plexiglass del sovrappasso di Viale Europa. L'operazione ha permesso la cancellazione dei graffiti, ma non è stato possibile ripristinare completamente le superfici danneggiate. Nelle prossime settimane sarà la volta della pulizia dei giochi per bambini del Parco Bologna. Per partecipare a queste iniziative basta iscriversi compilando l'apposito modulo all'albo dei volontari del Comune di Belluno. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni, per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Una perturbazione influenza il tempo sul nostro territorio che nella giornata di sabato 20 maggio sarà a tratti instabile. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto qualche schiarita al mattino, poi cielo più nuvoloso con qualche pioggia sui monti ma fin verso le pianure. Fenomeni meno probabili tuttavia sulle zone costiere e più interne della nostra regione. Venti tesi dai quadranti nord-orientali. Temperature in continuo aumento, minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 21 e 25 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili schiarite temporanee. Nel pomeriggio rovesci sparsi, più probabili in montagna ma possibili appunto anche sul resto della regione. Soffierà bora moderata in pianura e sulla costa. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove permarranno condizioni di variabilità con molte nubi e locali rovesci, soprattutto nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 20-22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.